a livello nazionale. Abbiamo praticamente istituito, abbiamo detto per legge che l'acqua è un bene pubblico, sull'acqua non si possono fare profitti. Servizio privo di rilevanza economica e bisogna aiutare le famiglie che non hanno la possibilità di bella piazza molto grande. Ciao. È la prima volta che c'è questa non può essere che quando si muovono loro che fanno sicuramente una il futuro dei nostri figli non siamo come riprenderci con la speranza. Stile autoambulanza, ma mese carriera. Poi vi chiederei innanzitutto grazie a tutti quanti di stare con noi, una gioia immensa, una soddisfazione. Siamo l'Italia più bella qui, l'Italia vera, l'Italia onesta, l'Italia più bella che è qua, la maggioranza vera del paese, perché la maggioranza del paese è del movimento ma ancora non lo sa. Siamo la maggioranza del paese, davvero grazie di cuore e in bocca al lupo alla lista di Gela. Ringrazio anche le forze dell'ordine che sono qui presenti, vedo dei poliziotti, vi ringrazio. Sono il numero giusto, 4-5 esponenti, perché quando si muovono gli esponenti del 5 Stelle, il popolo a 5 Stelle, anche loro sanno che i ladri sono altrove e non stanno qua. Io vi porto delle notizie fresche, diciamo da Roma. La commissione bicamerale antimafia ha appena stilato la lista degli impresentabili per le elezioni. Il premier Renzi ieri aveva detto nessuno del PD sarà nella lista degli impresentabili. Ebbene, nella lista degli impresentabili non c'è uno del PD, c'è il candidato presidente del PD per la regione Campania, Vincenzo De Luca, che si deve vergognare. Si deve vergognare e si deve ritirare. Poi vi chiedo una cortesia, io farò un video che lo spariamo dovunque, dirò soltanto Vincenzo De Luca e tutti quanti assieme ritirati, d'accordo? Anzi lo facciamo subito. No, perché questa roba viaggia, poi domani c'è il silenzio elettorale, ma sulla rete faremo viaggiare queste informazioni, la rete per questo ci serve, perché quello che vediamo oggi resterà sulla rete all'infinito, non come i giornali che mentono, lì resteranno queste informazioni per sempre. Io dirò soltanto Vincenzo De Luca e tutti quanti ritirati, forte però, aspettate. Questo lo taglio. Ci sei Giancarlo? Sì. Vai. Vincenzo De Luca. Penso che il messaggio sia arrivato. Ci davano per morti e siamo più forti che mai. Entreremo in tutte le regioni, ci prenderemo Gela, la città di Crocetta. La città
già abbastanza. La città, ahimè, dove ci sono degli interessi forti dell'ENI, abbiamo denunciato l'ENI e la corruzione internazionale, questa è la gente purtroppo che c'è nella più grande impresa italiana. L'amministratore delegato Descalzi è indagato per corruzione internazionale, l'ex amministratore delegato Scaroni, un condannato per il disastro ambientale di Porto Tolle, uno che ha patteggiato le tangenti quando lavorava in Enel, la maxi tangente al Partito Socialista, condannato, se ne è uscito fuori con una buona uscita data da Renzi di 8 milioni di euro. Queste aziende che lucrano purtroppo anche sui disastri in Africa e sulle popolazioni africane, è per quello poi che tanti cittadini africani scappano dalle loro terre, per la povertà imposta da multinazionali che non rappresentano gli interessi del popolo italiano ma solo di classi dirigenti, come abbiamo visto, classi dirigenti corrotte. Io vi ringrazio, non ho troppe parole da dire, soltanto una cosa ci tengo e la sto ripetendo in tutte le piazze. Il problema in Italia certamente sono i camorristi che si siedono in Parlamento. Noi abbiamo in Parlamento a 10 metri da me l'autista di Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova Camorra organizzata, si siede a 10 metri da noi. A 40 metri in alto a destra nel Parlamento c'è uno scranno vuoto, è occupato, è vuoto perché sta agli arresti domiciliari un tal Franco Antonio Genovese del PD che si è fottuto i soldi destinati ai giovani siciliani per la loro formazione professionale. A 25 metri invece in alto a sinistra c'è un altro scranno vuoto occupato da un tal Galan, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, agli arresti domiciliari, ha patteggiato qualche mese fa corruzione, si è fottuto 1 milione di euro per quanto riguarda il Mose e percepisce ancora 2 stipendi, uno come parlamentare della Repubblica e l'altro come presidente della Commissione Cultura della Camera, commissione dove è passata la legge sulla buona scuola, pensate, lì dove non c'è il presidente è passata una legge che come tanti insegnanti sanno e non hanno bisogno di un premier buffone che scrive con un gessetto e spiega la riforma alla lavagna, la buona scuola è soldi pubblici che vanno alle scuole private al posto delle scuole pubbliche. E le scuole pubbliche cadono a pezzi, questo glielo dico è l'ambiente che frequentiamo noi. Mia madre ha paura quando sa che io vado nel mio posto di lavoro, ha paura, dice occhio, vado in Parlamento per quello, occhio, la percentuale di delinquenti è altissima, pericolosità sociale in Parlamento è più alta dei quartieri più malfamati d'Italia. Attenzione, sono quei delinquenti in giacca e cravatta che parlano bene, che propongono delle leggi che si chiamano Sblocca Italia, Italicum, Buona Scuola, bellissimi nomi, portano cravatte firmate, abiti griffati, ma sono hooligans, non hanno sciarpette al collo ma distruggono tutto quello che toccano, la sanità pubblica, la scuola pubblica, le strade, le aziende pubbliche di Stato svendute agli interessi del grande capitale, tanto ci rimettono i lavoratori. Questa è la gente che deve avere scorte per difendersi dai cittadini, strano il nostro, un paese alla rovescia. Alcune forze dell'ordine sono costrette a difendere i ladri dai cittadini al posto di difendere i cittadini dai ladri, è incredibile, è incredibile. Io ripeto sempre un concetto importante. Il problema in Italia non sono soltanto i ladri, che ce ne sono e vi ho fatto qualche esempio, ma sono gli onesti che pur di mantenere una poltrona a 14.000 euro al mese accettano di stare di fianco a un ladro. Sono gli onesti che abbassano la testa. Sono gli onesti che dicono signor sì e lo dicono dovunque, dalla Sicilia alla Val d'Aosta. Sono gli onesti che restano in silenzio e che accettano il marciume, quasi si abituano e pensano beh, è così un po' dappertutto. Non è così dappertutto. Il Movimento 5 Stelle fa quel che dice regolarmente, ci tagliamo gli stipendi e ieri sono partiti dei finanziamenti a delle aziende con i soldi che ci siamo tagliati dai nostri stipendi. Non candidiamo impresentabili, siamo tutti incensurati, denunciamo e ci creiamo dei nemici e basta vedere quanto ci detestano i presentatori di sistema nelle televisioni, come ci trattano. Se ci va Renzi, Salvini, Berlusconi con i guanti gli danno il microfono, dite tutto quello che volete tranquilli, ci andiamo noi, terzo grado ci fanno, ma le coperture qui lì ci sono, non ci sono, poi siamo preparati perché studiamo, perché non serve Einstein per capire che oggi prima di comprare gli F-35 bisogna riparare le scuole, prima di comprare armi e fare il MUOS, prima di fare questo si dà il reddito di cittadinanza ai disoccupati, perché un sessantenne che perde un lavoro che cosa può fare in Italia?
si sente che sta ricambiando il vento, si sente che dopo 2 anni la coerenza paga, si sente che dopo 2 anni di lavoro la coerenza paga, che i cittadini che sono qui in piazza sanno che non ci siamo venduti a quello sporco sistema e sarebbe stato facile venderci, vivremmo molto più facilmente al gruppo misto con 14.000 euro al mese, andando in televisione incensando le politiche del governo e della maggioranza, come fanno la stragrande maggioranza degli intellettuali di questo paese. Sarebbe stato molto facile. Io qui non vengo a prendere voti, io non sono di Genova, non sono siciliano, sono romano, vengo a sostenere delle liste di cittadini, perché la più grande rivoluzione che può fare il popolo è il cittadino che si fa Stato. Il cittadino si deve fare Stato. Il cittadino si deve fare Stato, e questa è l'immensa rivoluzione del movimento. Ci hanno fatto credere che soltanto certi personaggetti potessero diventare onorevoli della Repubblica, non è vero. Basta essere onesti, preparati, desiderosi di studiare, laureati, e qua in Sicilia ci sono fior di laureati. Se Gasparri ha fatto il ministro, anche quella Palma lì può fare il ministro. È così, ci hanno fatto credere, no? Messo in testa delle idee, ma io posso fare il parlamentare, sì, in questa piazza, scusate, deve salire in questa lui. villa comunale ci saranno i futuri parlamentari della Repubblica, i futuri senatori, i futuri sottosegretari, i futuri ministri, il Ma dice futuro Cacchianà. presidente della regione Sicilia, perché alla prossima elezione andiamo a governare la Sicilia. Concludo dicendovi solo una cosa per farvi capire quanto davvero l'onestà sia fondamentale e quanto questa Repubblica è basata purtroppo sul ricatto, quella costruita dai partiti. Sembra una battuta, io spesso dico delle cose vere che fanno ridere, come che Napolitano è entrato in Parlamento che Stalin era ancora vivo. Fa ridere, però è vero, vero. Pensate all'ennesima rivoluzione del movimento, 2 mandati e poi a casa, passarsi del testimone. Io non posso stare tutta la mia vita in Parlamento, è il mio interesse migliorare la società reale, perché sarò costretto a farvi ritorno. È questa l'immensa rivoluzione. Un anno e mezzo fa io dissi in aula che il PD era peggio del PDL, di Forza Italia, e io ho sempre votato a sinistra in vita mia, pensavo che l'antiberlusconismo fosse anche un valore da inserire nella Costituzione, lo penso tuttora, ma quando ho visto l'ipocrisia schifosa di questa falsa sinistra che fa cose peggiori della destra ma le fa con il sorriso chiamandole la buona scuola, io lì ho capito che il dramma era davvero l'ipocrisia del Partito Democratico, di Sell, che magari qua fa finta di stare all'opposizione. Dissi il PD è peggio di Forza Italia, fuori i ladri di Forza Italia al Parlamento, un casino, minacce. A un certo punto partì proprio una corsa, una caccia all'uomo nei miei confronti, avevo tutti i miei colleghi che mi difendevano, stavano intorno a me, no? Tipo cordone di sicurezza, e c'erano questi di Forza Italia, tutti che si alzavano e venivano verso di me con aria minacciosa, tutti onestamente tranne Brunetta che ha preferito stare sul suo posto, la sua scelta, e si avvicinano i miei colleghi tutti a tentare di proteggermi, quindi a fare un cordone di sicurezza. A un certo punto un deputato di Forza Italia riesce a svicolare, lestissimo, preparatissimo, e velocemente si infila nel cordone di sicurezza e si avvicina verso di me minaccioso. Questo deputato si chiama Chiarelli di Forza Italia. Io lo guardo avvicinarsi verso di me e penso, speriamo che mi dà uno schiaffo che vinciamo le prossime elezioni. Mi sarei buttato per terra come fanno quei calciatori che simulano. Questo si avvicina verso di me e io, per fare il gandiano, poi lo sono, non violento e pacifista, alzo subito le braccia. Lui viene preso alla sprovvista, non sa che fare, le alza pure lui. E c'è stata questa scena nel Parlamento che ha approvato la Costituzione. Mi piacerebbe vederla dall'alto, non ho delle immagini, noi due lì così, uno davanti all'altro. In quel punto lui mi dice la frase che mi ha fatto capire come è la Repubblica Italiana, una frase me l'ha detta lui, uno di Forza Italia. Mi disse: Di Battista, io gli avevo dato da poco dei ladri, no? Di Battista, non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. Me lo disse lui. Anche io gli dissi: deputato, mi dica chi sono quelli ladri e quelli no, che così interveniamo. Lui ha capito di aver fatto una gaffa e se n'è andato, cioè, ha ammesso la verità, le volte dicono la verità. E allora lo vedete che, come diceva Martin Luther King, il problema in questo paese non è la cattiveria dei malvagi ma il silenzio degli onesti. Ci sono gli onesti in tutti gli schieramenti, ma hanno accettato il compromesso al ribasso pur di
mantenere quei posti di lavoro, quel compromesso al ribasso che noi avremmo potuto accettare per vivere più serenamente, più tranquillamente, senza attacchi vergognosi dei media che ogni giorno ci danno dei comunisti, dei fascisti, dei squadristi, dei populisti, dei demagoghi, degli potenziali evasori, potenziali stupratori, qualsiasi cosa, terroristi. I gufi! Come? Rosiconi! Sì, esatto, beh, questo quando ci hanno detto voi grillini siete dei rompicoglioni e proprio medaglia al valore. Come Alfano che mi attacca. Lo capite che non ci siamo venduti a quel sistema e quindi abbiamo oggi le mani libere. Camminiamo a testa alta e per quello c'è così tanta gente senza scorta qui in mezzo, coscienti che stiamo facendo il nostro dovere. Come Giancarlo Cancelleri che fa in regione il suo dovere. E la regione dove hanno arrestato l'altro ieri altri due componenti, tra cui il presidente della commissione bilancio, quello che deve verificare che i quattrini che provengono dalle tasse dei siciliani vengono ben spesi. L'hanno arrestato. È incredibile. È incredibile. Io vi ringrazio di cuore, viva la Sicilia, viva Gela, mi raccomando facciamo porta a porta, noi andiamo a porta e non è facile perché Bruno sta lì davanti, si innervosisce, muove le mani, è incredibile, lo fa veramente quando voi fate porta a porta in questi giorni, convincete gli indecisi, gli scettici, coloro che neanche sanno che si va a votare e tutte le persone che sono del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sanno, sono del Movimento 5 Stelle a loro insaputa, c'è gente che ha le nostre idee però non sa che le loro idee sono anche le nostre idee, dobbiamo andare a convincerli con l'accoglienza, parlarci, accogliendoli, senza giudicarli. Qualcuno in questa piazza avrà votato in passato altri partiti, c'è qualcuno che una volta ha votato il PD, scusate, qua c'è qualcuno che avrà votato Berlusconi, ci sarà, sensato, lei no, ma qualcuno sì, lo so, siete assolti, tranquilli, assolti. Potete cambiare, tutti possono cambiare, veramente andate e moltiplicatevi stasera, domani, utilizzate i metodi che conoscete, quelli tradizionali, possibilmente, moltiplichiamoci perché dobbiamo essere maggioranza, perché in questo paese lo cambia solo una forza onesta, libera, sovrana all'interno delle istituzioni, il cittadino che si fa Stato. Viva il Movimento 5 Stelle e parola a Giancarlo. E allora in questa campagna elettorale di gente che dal palco ha dato i numeri ne avete sentita tantissima, è giusto? Quindi siccome noi vogliamo essere in linea anche noi diamo un po' di numeri che ve li giocate all'8 sulla ruota di Palermo e ve li dico così ve li segnate. 30, 3 e 8. Quindi terno secco sulla ruota di Palermo 30, 3 e 8. 30 gli indagati all'Assemblea regionale siciliana, 3 i rinviati a giudizio all'Assemblea regionale siciliana e 8 i condannati in primo grado alla Corte dei Conti per danno erariale all'Assemblea regionale siciliana. E se volete usare di più gli mettete anche 2 gli arrestati dell'altro ieri all'Assemblea regionale siciliana per voto di scambio. Signori, voto di scambio, questi vendevano voti, questi scambiavano voti in cambio di posti di lavoro, in cambio di soldi, 150 euro per 30 voti, 5 euro a voto, 5 euro a voto, una vergogna, che popolo brutto che siamo diventati, 5 euro a voto, quando il nostro voto dovrebbe valere il sorriso dei nostri figli, la serenità delle nostre mogli, dei nostri mariti, la bellezza delle nostre città, una vita migliore. E invece vale solo 5 euro, che schifo! A queste persone noi li abbiamo guardati in faccia l'altro giorno e gli abbiamo detto ebbene ora si sciolgono le commissioni e sabato, domani mattina si fa una riunione di capigruppo in assemblea regionale e si sciolgono le commissioni e si devono rieleggere di nuovo i presidenti e i vicepresidenti e stavolta però prima di fare queste votazioni, prima di fare le elezioni delle cariche interne, noi del Movimento stiamo proponendo un protocollo d'intesa per la legalità, quella vera, non quella del gruppo dell'antimafia, ma quella vera dove diciamo che gli impresentabili, gli indagati e i condannati non devono poter essere eletti a quelle cariche. Ed è una cosa troppo ovvia.
e ci dovranno rispondere, ci dovranno dire di sì, altrimenti avranno sancito ancora una volta che per loro la questione morale, tanto cara a Berlinguer, tanto cara anche ad esponenti della destra nazionale di altri tempi come Almirante, queste persone sono buone semplicemente per mangiarsi il panino con la porchetta alle feste dell'unità e alle feste di partito, perché la questione morale non è una roba da festa di unità, è una roba seria. Ora la cosa importante adesso è invece ritorniamo alle elezioni comunali qui. Ritorniamo alle elezioni comunali. Signori, qui dai palchi degli altri candidati avete sentito il faremo, il verbo coniugato al futuro, il faremo come se non avessero mai avuto la possibilità di fare fino ad oggi, e infatti ce l'hanno avuta ma non hanno fatto nulla, però continuano a dire che faranno diventare le nostre vite meravigliose, le nostre città meravigliose, e invece sono ancora lì. Noi abbiamo abolito il verbo coniugato al futuro, non utilizziamo più il faremo, noi facciamo una campagna elettorale dell'abbiamo fatto, di cose già realizzate. No, aspetta, io voglio che ascoltiate 30 secondi, che ne elenco una decina, in una trentina di secondi senza applausi, in maniera tale che le sentite bene. Allora, voglio sentire la mano. Mi volevano comprare, aspettate che c'è una dichiarazione in diretta. E allora, vi dicevo il programma dell'abbiamo fatto. Tutti giù, facciamoli parlare. 5 consiglieri comunali ad Acate del Movimento 5 Stelle, grazie alla restituzione di parte dei gettoni di presenza, hanno comprato una sedia da spiaggia per disabili e adesso si apprestano a comprare un parco giochi per bambini. Sono piccoli fatti, sono piccoli gesti, ma sono i soldi di persone che ritornano ai cittadini ed è un gesto enorme e meraviglioso. La buona scuola, quella fatta a Ragusa dove 18 consiglieri comunali in 2 anni hanno messo da parte più di 25.000 euro e hanno comprato banchi, lavagne, sedie e tutto quello che serviva per delle scuole della città di Ragusa. Questa è la buona scuola che stiamo mettendo in circolo. A Ragusa sempre, se compri una casa in centro storico o apri una piccola attività commerciale, per 3 anni non paghi né la TASI né la TARI. Andiamo a Bagheria, il sindaco ha tolto la gestione dei rifiuti ad un consorzio che era corrotto dalla mafia, assunzioni mafiose, costava un casino di soldi e la città era piena di immondizia. Oggi la città di Bagheria è pulita e il servizio costa la metà. Signori, sono i fatti, sono solo alcuni dei fatti. È inutile che poi vi racconti dei tagli degli stipendi dei parlamentari regionali, dei parlamentari nazionali che hanno fatto il fondo per il microcredito, stiamo finanziando il recupero di centri storici con il progetto Boom Polmoni Urbani. Non mi interessa, ma già io quello che vi ho detto basta per far capire che noi non abbiamo più bisogno di dire che faremo, stiamo già facendo, ed è quello che invece aspettiamo da una vita da quelli là che ci hanno detto che avrebbero fatto qualcosa per noi e non hanno fatto assolutamente mai nulla, perché hanno solo pensato ai loro amici e agli amici degli amici. Allora io vi chiedo una cosa per chiudere e poi passo la parola a Domenico Messinese, il vostro candidato a sindaco, il mio candidato a sindaco per Gela. Io sono convinto che veramente può cambiare, qui c'è un'aria, uno sguardo nei vostri occhi che è diverso da tutte le altre volte che sono venuto ed è diverso anche da altre città che in questo momento sto vedendo. C'è speranza, c'è voglia di cambiare, ci sono le mani libere finalmente nei vostri occhi, quelle mani che devono avere il coraggio, non il coraggio di Domenico Messinese o di quelli della lista di candidarsi, perché loro stanno facendo quello che la storia gli ha chiesto, di essere soldati in un momento in cui c'è un'emergenza democratica. Il coraggio deve essere il vostro, quello di liberare le mani e scegliere persone bene. E allora aspetta. Mettiti lì un attimo, scendi lì e io la vengo con te. Ora ci facciamo fare una foto da Alessandro Di Battista mentre tutti insieme alziamo le mani al cielo e le facciamo vedere. Le nostre mani, le mani di Gela sono libere. Dammi, Vai!
Grandissime, grandissime. Passo la parola a Domenico Messinese e spero la prossima volta di venire qui e di poter passeggiare in un'altra città della Sicilia liberata. Abbiamo una grandissima opportunità, abbiamo finalmente la possibilità finalmente di scrivere una pagina della storia, ma non per noi, per i nostri figli. Potremmo fare la rivoluzione perché ci stanno portando alla disperazione, perché nella disperazione loro riescono a manipolarci meglio. Ci stanno togliendo praticamente la dignità, giorno dopo giorno, non ce ne siamo accorti. Una dignità che è andata persa negli anni, lentamente. Ci siamo assuefatti, sentiamo delle cose orrende, è diventato normale. C'è in modo particolare, abbiamo saputo che hanno rubato direttamente e noi siamo stati così fermi, quasi quasi come se è una cosa normale. Ci siamo abituati, stiamo diventando complici, non è possibile. Noi possiamo fare la rivoluzione e la rivoluzione si può fare in tanti modi, ma il miglior modo è con la matita, domenica e lunedì. Noi domenica. Oh aspetta, ti chiamano Mimmo, c'è sei sindaco. È già un modo. Vabbè, ma io sono uno di loro. Certo, vai! Noi domenica e lunedì mettendo 2x non è pareggio, è vittoria perché noi da qui parte finalmente la cacciata di certe persone. Noi non siamo per andare a fare vendette, noi gli diciamo solamente: scusate, siete degli incapaci, siete pure incapaci certificate, lo dice la Corte dei Conti, abbiamo gli incapaci col bollino blu, proprio li abbiamo certificati, sono certificati, la Corte dei Conti dice che sono inconcludenti, incapaci di gestire la cosa pubblica, bugiardi, e si presentano. E siccome noi non siamo stupidi, dato che hanno questa certificazione, hanno la patente, e allora gli diciamo: sapete che fate? Non siete cosa? E noi non siamo, lo stavo dicendo, vendicativi, gli diciamo, e nemmeno gli diciamo che li vogliamo in galera, questo ci pensa la magistratura, non sono io che li condanno, però gli diciamo: andate a lavorare, però non andate a lavorare, andare a fare consulente oppure qualche altro posto di partito,